passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e sicuramente in tanti fra di voi in questo momento ci staranno vedendo a casa con una bella tavola imbandita di ogni ben di Dio, con appoggiato sopra un mazzo di carte e naturalmente l'immancabile tombola a testimonianza delle nostre tradizioni che vanno sempre riesumate e mai abbandonate. Oggi siamo ritornati in Toscana, esattamente a Pietrasanta e a Camaiore, perché c'è l'atmosfera natalizia che ancora continua fino all'Epifania, quindi naturalmente buon anno a tutti e non mangiare troppo. Ah, troppo tardi? Beh, vabbè, ci penserai l'anno nuovo. Natale a Pietrasanta nel segno della tradizione, delle famiglie, dello shopping e della sicurezza. Un mese ed oltre di eventi e iniziative tra il centro storico e la marina. Dall'accensione ufficiale dell'albero in Piazza Duomo ai mercatini a tema, dall'intrattenimento musicale con canti natalizi itineranti e concerti, all'arte con la retrospettiva di Romano Cosci. Ed ancora la novità del videomapping sulla facciata del Duomo di San Martino e del mercato dell'antiquariato in Piazza Crispi, fino al Camel Punch e la festa di Capodanno con musica dal vivo e intrattenimento. 2 le iniziative anche sulla Marina, con il mondo di Babbo Natale in Versiliana e il mercatino a tema in via Versilia. Saranno 16 giorni sicuramente di qualità. Cercheremo in tutti i modi di rendere molto caldo questo Natale. I nostri somministratori, quindi ristoratori, bar e quant'altro, proporranno delle nuove idee, delle nuove proposte. Si accendono ufficialmente le luci di Natale su Pietrasanta, primo appuntamento venerdì 30 novembre alle 19 con l'accensione dell'albero nel cuore del centro storico. Sì, quest'anno abbiamo fatto questa scelta, un albero vero, un abete vero e quindi siamo rimasti sul tradizionale. Oltretutto è un bellissimo albero, non c'è mai stato così grande a Pietrasanta, quindi si faranno delle belle cose. Abbiamo il villaggio di Babbo Natale, abbiamo varie iniziative nella piazzetta Crispi, quindi nella parte a nord della città, dove ci saranno un mercatino dell'antiquariato, una serie di gazebi rappresentate dalle associazioni di volontariato e in quell'occasione anche le Staci rappresenteranno i loro lavori. Imponente il dispiegamento di luci, abeti e decorazioni con 50.000 luci accese e 1 chilometro di strade illuminate a LED nel solo centro storico. Uno sforzo ulteriore è stato fatto per il potenziamento dei controlli e della vigilanza nelle aree di parcheggio e di affluenza con l'ausilio di vigilantes, oltre che degli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine. Eccoci qua all'appuntamento tutti in piazza, oggi si ferma proprio nella piazza più bella, quella di Ferrara al centro, vicino al Castello degli Estensi, perché? Perché c'è Christmas Eventi che vi accompagna fino alla Befana. Queste bancarelle, che più che bancarelle sono diciamo più ordinate, perché sono delle casette vere e proprie in legno, all'interno del quale ci sono una miriade di attività molto singolari, fra le quali anche chi vende presepe, ma soprattutto è emerso un fattore importantissimo in questa città. Ci sono troppi cani e questo ci fa piacere, ma forse c'è bisogno di meno cani e più figli. Non ci credi? Segui il servizio e naturalmente buon anno. Allora, siamo qui nell'Info Point di Ferrara, nel cuore della città, insieme a Daniel. Ciao Daniel. Ciao. Allora, siamo curiosi, dato che città è una fucina di belle cose da visitare, cosa si può visitare nel corso di questa Epifania, cioè dal primo dell'anno fino all'Epifania? Beh, noi siamo pieni di eventi già come organizzazione del Natale Capodanno a Ferrara. Nel corso, ad esempio, già il 30 di dicembre ci sarà il concorso Music and Young per i giovani, il 31 l'evento Scuola Zoo, anche perché, come vedete, noi cerchiamo sempre di coinvolgere anche i giovani che ci hanno costruito anche molte palle di Natale per l'albero di Natale. E poi dopo, la sera, ci saranno i classici cenoni nei locali, nel castello, nel municipio, concludendo tutto con l'accensione del castello, il classico, il nostro grandissimo classico di Capodanno. Una scena, diciamo così, quasi fiabesca, diciamo. Sì, sì. Va bene esatto. Daniel, allora ti auguro buon anno e naturalmente buon proseguo.
Grazie anche a voi, non dimenticate di visitare anche tutte le altre cose della città, perché ad esempio c'è la mostra di Courbet, il castello che è sempre bellissimo e tutti i presepi che sono anche esposti al castello. Grazie. Non mancheremo di farlo, grazie. Allora, quando si parla di festività non si può non parlare di presepe, insieme a Giatti Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, spieghiamo che innanzitutto queste sono tutte cose doverosamente realizzate a mano. Sì, esatto, questa qui è una produzione italiana. Tutte le case vengono da Castellammare proprio, da Napoli, e le statuine da Napoli proprio. Le famosissime statuine napoletane. Cerco di avere prodotti italiani perché almeno nel presepe secondo me bisognerebbe avere prodotti italiani, ormai i prodotti cinesi sono dappertutto, esatto, però almeno qui no. Un asinello cinese del presepe no, ci sta proprio male. Teniamo addirittura anche questa qui, si chiama plastica, in realtà è una resina dipinta a mano dell'Euromarchi di Bagni di Lucca, quindi sarebbe la concorrente di Fontanini, quindi è un'azienda comunque italiana anche nella plastica. Senta, una curiosità, generalmente i suoi clienti sono medio adulti, anziani, giovani? Diciamo che adesso bambini ce n'è un po' pochi, l'unico problema è che ci sono più cagnolini che bambini. Se guardate in giro le donne quando parlano che razza è, come sta, guardi lì per strada per esempio, e i bambini ce n'è pochi, quei pochi bambini che ci sono però sono attratti molto dal presepe e qualcosa comprano sempre, perché è il messaggio che è importante e il messaggio del presepe è una delle cose più importanti. Fa parte della nostra tradizione ed è giusto valorizzare, quindi il messaggio che lanciamo: meno cani più figli. Sì, questo è un messaggio molto importante, meno cagnolini, per carità un cagnolino ci vuole, però più figli, perché qui è tutto, guardate, cioè tutti hanno, insomma il cane hanno... Esatto. Va bene, grazie. Niente, e buon proseguo e tanti auguri. Tanti auguri di buon Natale a tutti quanti. E buon anno. Buon anno sì, più avanti. Vi aspettate da questo nuovo anno? Ah no, io non lo so, o le brutta, non so cosa dirle, non so cosa dirle. Che la SPAL si salvi? Beh, quello lo diamo per scontato. Una Befana molto buona, speriamo che arrivi. C'è anche arrivi la Befana buona, insomma. Speriamo, dai. Magari di 20 anni, Beh, cosa ne faccio io? Non faccio mica più niente. No, non è vero. Dai. Va bene, grazie e buon anno. Altrettanto ragazzi. Da oltre 20 anni a Ponte Buggianese, Autodemolizione Val di Nievole. Opera nel settore delle autodemolizioni nel pieno rispetto delle normative e dell'ambiente. Ritiro a domicilio e vasta gamma di pezzi di ricambio usati. Conad Camaiore. Garantisce ogni giorno prodotti sempre freschi. Direttamente sulla tua tavola. Conad. Persone oltre le cose. Quando la passione diventa un mestiere, Autofficina Mecalcar, professionista al servizio della tua auto, con esperienza decennale, svolge servizi di manutenzione e revisione di cambi automatici e manuali. Passo subito alla presentazione del cartodromo, che come vi dicevo è indoor, è l'unico in Toscana con queste particolarità. Il cartodromo si snoda in circa 450 metri di pista, abbiamo come kart dell'OTL, siamo a Montecatini Terme, uscita autostrada, e un saluto caloroso da parte dello staff del MyKart. A Pietrasanta, Autofficina Tiberio Nardini, con staff altamente qualificato, si occupa di riparazione e revisione con soccorso stradale 24 ore su 24, vendita dell'elettrico con scooter e bici innovative. È destino di tutti accompagnare qualcuno, è destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia ci contraddistingue da tutti. B&B Onoranze Funebri a Montebelluna e a Volpago del Montello. Da oltre 30 anni, Ortopedia Pratese opera nella riabilitazione, offrendo soluzioni tecniche a supporto di medici, terapisti e utenti finali. Laboratorio dove realizziamo direttamente tutto su misura, come plantari, corsetteria, tutori, protesi, scarpe, vendita o noleggio, carrozzine, deambulatori, stampelle, montascale. Ci trovi a Prato e a Scandicci.
Da 40 anni, nei 2 punti vendita della Tropical Parquet, troverete parquet di tutti i tipi, restauro parquet, infissi Ocnoplast, porte interne blindate DR. I clienti e lo staff di Tutti in Piazza vi augurano buon anno! Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica è pazza, allora dai tutti in piazza!